Ristorante Pizzeria Peperoncino a Telti. A Telti, ristorante Pizzeria Il Peperoncino, la scelta giusta. Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? Cosa ci si aspetta, Presidente, da questa stagione calcistica come Cagliari Calcio? Speranze ce ne sono, poi alla fine la salvezza per il Cagliari è la Coppa dei Campioni. Il calcio è diventato caro e dei livelli grossi. La Sardegna non è una regione ricca. Noi facciamo il massimo cercando di dare dignità a una Serie A che oggi è di grossi personaggi, di grosse città, più grosse di Cagliari e della Sardegna. Noi sogniamo, ma se c'è questo affetto e tanto calore, sopperisce anche la mancanza dei soldi, si riesce a fare qualcosa in più. Mister, ma quanto è importante primo lo spogliatoio in una squadra come l'Olbia e poi cosa ci si aspetta da questa squadra quest'anno? Io credo che lo spogliatoio sia importante in tutte le squadre, al pari della tecnica, della tattica, avere uno spogliatoio unito che è disposto a sacrificarsi, a lottare per lo stesso obiettivo è fondamentale. Che cosa si aspetta dall'Olbia? Noi pensiamo di aver costruito una buona squadra, pensiamo di poter disputare un ottimo campionato, però come ho detto poc'anzi bisogna mettere in campo non solo tecnica e tattica ma le caratteristiche che abbiamo citato poc'anzi. Ma lei cosa si aspetta poi da questa squadra? Quest'anno pensa che sarà l'anno dell'Olbia, il Presidente ci crede tantissimo, poi vabbè si sa il pallone è rotondo, ci vuole un po' di fortuna, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ma il suo pensiero qual è? Ma io credo che tutti gli addetti ai lavori quando fanno qualcosa lo fanno per ottenere il massimo, però proprio perché sono tanti anni che facciamo questa professione, prima da giocatore e poi da allenatore, sappiamo che le componenti sono tanti, non basta essere una buona squadra di nomi, ma servono tante altre caratteristiche, serve il cuore, serve l'umiltà, il rispetto per gli altri, la consapevolezza di essere forti ma rispettare sempre l'avversario, perché l'avversario giustamente ti vuol fare lo sgambetto, per cui dobbiamo essere sempre pronti e concentrati. Grazie mister, io la ringrazio, buon lavoro. Buonasera Pistocchi. Ciao. Allora, una grande squadra. Cosa cambierà in questa squadra quest'anno? Ma insomma speriamo che tutti i sacrifici che vengono fatti dal presidente Rusconi per allestire una compagine competitiva vengano confermati dal campo. L'anno scorso il girone di ritorno è stato straordinario, la squadra ha fatto benissimo, ha fatto più punti di tutti, quindi credo che proseguendo sul lavoro che è stato fatto l'anno scorso possa essere una stagione di grandi soddisfazioni. Poi
sai, tra vincere o non vincere ci passano in mezzo molte cose, compresa la fortuna. Il presidente Rusconi ha detto il pallone è rotondo, non sa mai cosa succede, questo è certo, ma comunque si spera che ci sia un grande pubblico che vi segua quest'anno. Ma io credo che tutto sia conseguenziale, cioè di solito gli stadi si riempiono se la squadra vince ma soprattutto gioca bene, perché la gente va allo stadio a vedere la partita e quindi vuole vedere giocare un bel calcio. Se la squadra manterrà le premesse che ha avuto l'anno scorso, cioè giocherà un bel calcio, sicuramente la gente tornerà a riempire le tribune. Insomma, Olbia ormai è una città grande, insomma, non è più quella cittadina dove io venni la prima volta negli anni 70, è una città grande, si è sviluppata tantissimo, quindi riempire questo stadio non dovrebbe essere un problema. Soprattutto l'augurio che faccio io è di riuscire a riportare i giovani, riuscire a riportare le famiglie, cioè creare un ambiente che sia positivo anche socialmente. Noi lo speriamo di tutto cuore. Oggi Olbia-Cagliari, questa amichevole è la presentazione poi ufficiale della squadra dell'Olbia. So che ci sono stati grandi acquisti, grandi calciatori che sicuramente faranno la differenza poi nel calcio olbiese. 9 nuovi acquisti, giocatori esperti, giocatori giovani di prospettiva. Credo che sia un buon mix, l'allenatore Puccica ha fatto benissimo l'anno scorso, sai, come ti dicevo prima, poi tante volte si pensa che contino solamente le qualità tecniche, no? Invece bisogna avere anche la fortuna di aver preso degli uomini, cioè della gente che nei momenti di difficoltà abbia la determinazione, il coraggio, la disponibilità per poter aiutare gli altri. Quindi una squadra è un meccanismo complesso, non è uno sport individuale il calcio, è uno sport collettivo, quindi bisogna che il gruppo è fondamentale. Se il gruppo funziona si possono ottenere grandi risultati. Siamo in compagnia di Michele Ponzano, lui si occupa del settore giovanile di questa grande Olbia Calcio. Come andiamo? So che quest'anno ci sarà grande innovazione. Sì, ci saranno delle novità importanti e dopo un po' di anni l'Olbia Calcio inizierà ad occuparsi personalmente, direttamente della scuola calcio e quindi si sta organizzando così da mettere a disposizione dei ragazzi una serie di strutture che siano in grado di soddisfare le esigenze dei ragazzi stessi. A questo proposito approfitto dell'occasione per dire che avremo a disposizione per la squadra per la scuola calcio la struttura del Geo Village con una serie di campi a disposizione e anche la struttura del Caocci, in quanto quest'anno ingloberemo oltre la Virtus che chiaramente verrà a far parte del nostro gruppo anche il Porto Rotondo, la scuola calcio del Porto Rotondo, la quale metterà a disposizione il campo Caocci, quindi per soddisfare tutte le esigenze dei ragazzi, dei bambini. Sembra che stiamo ottenendo grandi migliorie comunque, perché credo che poi il settore giovanile sia come dire, la parte importante poi di una grande squadra, no? Certo. È lo scheletro, l'ossatura, è l'argomento che consente di proiettarsi verso il futuro e quindi di guardare più in là dell'anno in corso ma anche in prospettiva. Per questo motivo seguiamo sia dai bambini dei primi calci sino alla Berretti, tanto è che quest'anno dopo tantissimi anni, anzi per la prima volta in realtà, faremo gli allievi nazionali, cioè disputeremo un campionato con gli allievi di importanza nazionale affrontando squadre di Serie A, quindi partite molto difficoltose che comunque sia al di là del risultato consentiranno alla squadra di crescere. Grazie Michele, ci rincontreremo ancora magari anche durante l'arco dell'anno per sapere proprio cosa sta succedendo intorno a questa grande settore giovanile, ok? Con grande piacere. Die Pro Die, in collaborazione con non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a te.